Bentrovati e buon anno. Uno dei punti cruciali non risolti della nostra democrazia è il cosiddetto conflitto di interessi. In Italia sembra sia un capitolo dimenticato. Molti pensano che l'attuale legge, che porta il nome dell'ex ministro Frattini berlusconiano, abbia risolto il problema. Ma chi conosce la materia sa che non è affatto così. La legge attuale è acqua fresca e non ha minimamente risolto il problema, anzi l'ha mantenuto e consolidato. E a quanti pensano che una nuova legge serva solamente per regolamentare l'enorme conflitto di interessi di Berlusconi, dico che si sbagliano di grosso. Una nuova legge è urgente e necessaria per evitare situazioni opache che possono verificarsi a tutti i livelli e gli ambiti della nostra società. Faccio un esempio di oggi, attuale, e che riguarda i braccialetti elettronici per i condannati che scontano la pena ai domiciliari, a casa loro. Questo braccialetto è di plastica, molto leggero, impermeabile, autoalimentato e viene applicato alla caviglia dei condannati. Il dispositivo comunica con una centralina installata a casa del condannato con una linea telefonica. Se il detenuto si allontana da questa centralina di 100-150 metri, parte un segnale che avverte la centrale nazionale di Telecom, attiva 24 ore su 24, e le centrali operative dei carabinieri e della polizia. Qualcuno si chiederà cosa c'entra tutto questo col conflitto di interessi. Ci arrivo un passo alla volta. La ministra della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, vuole rendere obbligatorie e non più a discrezione dei giudici questi braccialetti elettronici per i detenuti ai domiciliari. Questi aggeggi sono già in dotazione del nostro sistema carcerario, ma sono stati un flop clamoroso. Pensate, in 8 anni sono stati spesi 80 milioni di euro per 14, sottolineo, 14 braccialetti funzionanti, tanto che il vice capo della polizia Francesco Cirillo in un'audizione alla Camera dichiarò: se fossimo andati da Bulgari, il famoso gioielliere, avremmo speso meno. Eppure, nonostante questo fallimento, la ministra Cancellieri insiste per rinnovare la convenzione con Telecom. Qualcuno a questo punto continuerà a chiedersi cosa ci azzecca tutta questa storia con il conflitto di interessi. Ecco la spiegazione. Il figlio della ministra, Pier Giorgio Peluso, dal 26 settembre del 2012 è responsabile della direzione amministrativa finanza e controllo di Telecom. E quindi viene spontaneo chiedersi: chi può escludere che tutta questa pervicacia nel volere rendere obbligatori i braccialetti Telecom da parte della Cancellieri dopo 8 anni di fallimenti sia dovuto al fatto che uno dei principali responsabili dell'azienda sia suo figlio? A scanso di equivoci, io penso che il ruolo di alto dirigente di Telecom del figlio della ministra sia del tutto ininfluente sulla decisione presa dalla Cancellieri, ma nessuno lo può escludere con certezza. Ecco cosa serve una legge sul conflitto di interessi seria: evitare che possano presentarsi situazioni simili. Chi deve prendere delle decisioni nell'interesse del Paese non deve alimentare nemmeno il più piccolo sospetto che una sua scelta possa essere influenzata dagli interessi di un proprio familiare. E di casi come questi ce ne sono tantissimi nel Paese e ne abbiamo anche a casa nostra. Ad esempio, la direttrice artistica per la prosa del Teatro Verdi di Pordenone, uno dei più importanti centri culturali cittadini, è la signora Emanuela Furlan. L'assessore alla cultura del comune di Pordenone è il signor Claudio Cataruzza, marito della signora Furlan. Molto probabilmente, anzi ne sono sicuro, e sottolineo ne sono sicuro, l'assessore Cataruzza non ha mai avuto nessun particolare riguardo verso il Verdi, in cui la moglie svolge un ruolo così importante. Ma converrete con me, qualche cittadino malizioso potrebbe pensare che con Cataruzza il teatro abbia una corsia preferenziale all'interno della giunta comunale, per cui sarebbe opportuno che i componenti della giunta non avessero rapporti familiari con chi gestisce delle strutture comunali, proprio per evitare cattivi pensieri. Chiudo quest'isola con una nota positiva che riguarda, qualche volta serve, che riguarda proprio il Verdi. Da abbonato del teatro mi unisco a quanti giudicano molto positivamente le iniziative proposte dalla Biblioteca Civica Cittadina, che sostiene e promuove da anni gli incontri con il pubblico denominati Prima del Verdi, relativi agli spettacoli della stagione teatrale in corso, con analisi del testo e osservazioni sulla regia davvero notevoli.
L'unico punto che mi sento di fare è che a questi incontri si dovrebbe dare maggior pubblicità, magari con dei pieghevoli appositi posti accanto alle brochure degli spettacoli che si trovano nel foyer del teatro. Di nuovo un buon 2014 e ci rivediamo giovedì prossimo.